Il governatore Musumeci è orgoglioso della sua Sicilia, la regione d'Italia più sicura. In provincia di Agrigento, un nuovo caso a Favara e un decesso ad Agrigento. Nuovo decreto Conte, tra una settimana si entra in fase 2, il lockdown finisce ma non del tutto, no ai fidanzati, no alle cene con gli amici, no alle messe. Tutti devono rispettare il distanziamento sociale, essere muniti di dispositivi di sicurezza, gli italiani non possono spostarsi da una regione all'altra, ma gli immigrati? È morta di malaria dopo un viaggio in Africa, la collega Loredana Guida in vita faceva viaggi umanitari, la famiglia apre un fondo per i bambini del sud del mondo nel giorno del suo compleanno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura i dati dei contagi. Con orgoglio il governatore della Sicilia Musumeci afferma: siamo riusciti a mantenere i contagi a livelli bassissimi e ora siamo sostanzialmente la regione italiana più sicura, ma serve prudenza. In provincia di Agrigento nel weekend si è aggiunto un caso a Favara ed un decesso ad Agrigento. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Salgono a 120 casi positivi di Covid-19 nella nostra provincia, così distribuiti nei vari comuni. Canicattì 7 contagi, aumentano da diversi giorni i casi anche a Casteltermini, con 4 persone contaminate, 5 a Favara, 2 a Realmonte, 4 a Santa Margherita del Belice. Il numero dei tamponi effettuati sono 3.675, aumentano i guariti a 65 unità, in quarantena scendono a 28, in ospedale i ricoverati vanno a 13 unità, 11 quelli deceduti. Tra questi c'è anche il caso del dottor Calogero Baldacchino, persona molto conosciuta ad Agrigento e provincia per la sua attività. Fu anche capo area della Banca Sant'Angelo di Agrigento e anche politicamente conosciuto, essendo stato anche assessore. Baldacchino era rientrato da un viaggio fatto in Portogallo, si era sentito male e insieme alla moglie ricoverati presso l'ospedale Covid di Partinico, ma non ce l'ha fatta, il suo cuore ha ceduto. Recentemente anche il fratello di Lillo Baldacchino è venuto a mancare. Noto esponente politico agrigentino, parole di apprezzamento e stima. Se ne va un amico, ha dichiarato il primo cittadino Lillo Firetto. Mentre nella regione i casi diminuiscono sempre di più, i guariti si attestano a 720, 200 persone in più, con un notevole balzo in avanti, 9 i decessi, 228, solo 4 in più. La nostra provincia ne ha così 66, Catania invece in testa con 674, 4 casi in più, uno in più sia a Messina che va a 403 che a Palermo, che si attesta a 377, un netto calo invece si registra a Trapani da 110 a 74, registrando un saldo positivo di 26 persone guarite, 5 guariti in più anche a Enna, stabile il numero dei contaminati a Caltanissetta che si attestano a 116, 19 guariti in più anche nella provincia di Ragusa che va così a 54, 50 anche nella provincia di Siracusa portandosi a 46 casi. I nuovi casi positivi sono 35 su 1835 tamponi eseguiti nell'isola. I ricoveri scendono di 7 unità in terapia intensiva, meno 158 nell'isolamento domiciliare, dati che fanno ben sperare per il futuro, segno che il rispetto delle norme di restare a casa da parte dei siciliani sta dando i suoi frutti. Intanto arrivano delle precisazioni dal primo cittadino di Cammarata, Vincenzo Giambrone, sui presunti casi sospetti che si erano ipotizzati nel comune da lui amministrato. Giambrone li esclude tassativamente fino alla giornata di oggi, ovviamente. Intervengo per chiarire, ove possibile, questa vicenda che ha visto coinvolto un infermiere che è risultato essere positivo ai tamponi Covid-19. Devo fare una piccolissima premessa, che è questa. È giusto precisare, al fine di farlo sentire a chi non vuol sentire, che autorità sanitaria locale nel territorio comunale è il sindaco e nessuno è autorizzato a manipolare o distorcere le notizie ufficiali, gli avvisi ufficiali che fa il sottoscritto nella qualità di sindaco. Questo per essere chiari ed al fine di evitare cortesemente che nascano ancora tante confusioni e tante preoccupazioni. E allora, devo precisare pure che
chi effettuava i tamponi in Cammarata era una operatrice, ed è stata una operatrice, non operatore. E la stessa veniva sempre munita, quindi indossava il DPI, il dispositivo per la protezione individuale. Mi conferma l'ASPE ufficialmente che la stessa, quindi, quando portava questo dispositivo, ovviamente era fornito di tuta, mascherina, guanti, visiere, copricapo. La stessa ha fatto il tampone e il suo tampone è risultato essere negativo, questo per essere più tranquillo. Dichiara ancora che i tamponi venivano effettuati all'esterno della struttura, quindi nessun contatto con la struttura interna del PTE. Non solo, mi viene confermato pure che mai ci sono stati contatti stretti, quindi è stato rispettato perfettamente la disposizione di legge, le distanze che venivano mantenute tra gli operatori e chi assistiva, i vigili urbani e i medici, erano distanze consentite dalla norma. A tal proposito, per essere molto scrupolosi, ho disposto che i 2 vigili urbani che assistevano facessero i tamponi. Bene, notizia del momento fa, e sono contentissimo, i tamponi hanno dato esito negativo, quindi vi prego di essere molto ma molto cauti nel fare affermazioni, nel dare notizie che sono semplicemente dannose. L'Italia riparte. Il premier Giuseppe Conte ieri sera in diretta TV annuncia le linee guida della fase 2 che inizierà il 4 maggio. Ma non sarà un ritorno alla vita di prima, ma un allentamento progressivo delle restrizioni. Carmelo Lentini. Non abbassare la guardia, è questo l'imperativo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della conferenza stampa di domenica scorsa per tutti i cittadini italiani. Con il coronavirus occorrerà convivere sino a quando non verrà trovato il vaccino che permetterà di debellare totalmente la pandemia che ha colpito l'intera umanità. Mascherina, ma anche guanti e gel dovranno essere le nostre compagne inseparabili ed occorrerà mantenere le distanze necessarie per evitare nuovi contagi, rinunciando ad abbracci e strette di mano. Purtuttavia, lentamente dal prossimo 4 maggio sarà comunque possibile uscire di casa per lavoro e fare acquisti. Potranno riaprire, oltre ai cantieri pubblici, anche quelli privati. Poi pian piano sarà il turno per parchi, negozi e ristoranti, ferme restando le norme base di sicurezza. Le varie categorie stanno stilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti. Nell'edilizia ripartono le attività produttive ed industriali votate all'esport e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa del dissesto idrogeologico. Tutto ciò prevede una serie di precauzioni: misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere, con pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni. Ripartono tutte le attività di manifattura, il commercio all'incrosso e i cantieri privati. Sarà consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio. Riparte l'attività motoria individuale, anche distante da casa. Dal prossimo 4 maggio via libera anche agli allenamenti per i professionisti, per quanto riguarda le discipline individuali. Per gli sport di squadra, invece, l'orientamento è quello di attendere il 18 di maggio. Rimangono chiuse le aree per i bambini, mentre per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti si dovrà attendere il 1 giugno. Il 18 giugno invece riapriranno i musei, mentre i ristoranti il 1 di giugno. Ma si dovranno rispettare determinate misure di sicurezza, e cioè 1 metro di distanza tra i tavoli, porte di ingresso e uscita differenziata, pagamenti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sanificazione. Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni di famiglia. Rimane obbligatoria l'autocertificazione per gli spostamenti nel comune.
Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Per quanto concerne i funerali, dal 4 maggio saranno permessi, ma con la sola presenza dei familiari del defunto, per un massimo di 15 persone. Niente messe. Infine, le scuole riapriranno i battenti in settembre. Il governo sta lavorando per definire le modalità per far svolgere in presenza, ma in piena sicurezza, gli esami di Stato. Sollecito a parlare della scuola, è un capitolo importante. Allora su questo vorrei dire, ragionevolmente avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico e lo voglio anche spiegare perché. Adesso ne abbiamo riflettuto a lungo con la Ministra Azzolina, con gli altri componenti del Governo e col Comitato Tecnico Scientifico. È molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, col diritto alla salute, anche perché il rischio è elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio nel caso in cui dovessimo riaprire le scuole, quantomeno in questa fase. Ci dicono tutti gli studi, tutte le raccomandazioni degli scienziati e degli esperti che avremo una nuova esplosione probabilmente nel giro di 1 o 2 settimane. E allora non possiamo permettercelo, tenendo anche conto che l'età media del nostro personale docente nelle scuole è forse la più elevata addirittura in Europa. Quindi effettivamente c'è una situazione di rischio. In questo momento noi abbiamo elaborato, con l'aiuto della task force del dottor Colao, del Comitato Tecnico Scientifico, un rischio calcolato. Questo rischio non sarebbe più calcolato se noi aprissimo anche le scuole. Questo però, attenzione, cosa significa? Che rimaniamo inerti? No. La Ministra Azzolina sta lavorando per l'organizzazione necessaria per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. Tra l'altro devo ringraziare a nome del Governo e mio personale tutto il comparto della scuola, tutte le componenti della scuola. Sono state messe di fronte a questa sfida inopinata, tutti quanti non ce l'aspettavamo, hanno dimostrato grandissima resilienza. Mediamente sta funzionando l'attività didattica a distanza, mediamente bene, e veramente va a tutti il mio personale ringraziamento. Adesso, tra le cose più immediate che dovranno essere decise dalla Ministra Azzolina è gli esami di Stato. Abbiamo fatto una scelta e si farà di tutto per realizzarla, e cioè consentire l'esame di Stato a tutti gli studenti interessati in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza. Un altro messaggio che voglio lanciare prima di venire alla sua domanda al mondo della scuola è che il Governo ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni. Ha assunto l'impegno di far svolgere i concorsi per assumere 24.000 insegnanti precari e 36.000 giovani aspiranti. Ecco, noi riteniamo che sia importante portare questo impegno a termine nell'interesse di questa platea che è così importante per rafforzare l'offerta e potenziare l'offerta didattica. C'è qualche dubbio, c'è qualche perplessità da parte di alcune componenti, ma io invito a considerare, a non perdere questa occasione. Detto questo, è chiaro che le famiglie possono incontrare delle difficoltà, l'abbiamo già sperimentato con le scuole chiuse. Adesso tanto più che riaprendo alla manifattura, riaprendo alle costruzioni, ci potranno essere più lavoratori che ovviamente saranno chiamati a andare a spostarsi nei luoghi di lavoro. Però sicuramente stiamo cercando di mettere a punto ulteriori misure. Riproporremo senz'altro il congedo straordinario, il bonus babysitting. Non è la risoluzione di tutti i problemi, ma sicuramente cercheremo di creare un circuito di solidarietà anche per favorire le famiglie maggiormente in difficoltà. Tutto quasi come prima, gli italiani aspettavano la fase 2 per riprendersi in parte la propria esistenza, ma in sostanza la fine del lockdown piombato per quasi 2 mesi sulla vita sociale di ogni singolo cittadino mantiene grandi restrizioni anche dal 4 maggio in poi. Lello Casesa.
L'ennesima conferenza stampa del Presidente del Consiglio annuncia le prime indicazioni per la leggera tiepida ripresa della normalità a partire dal 4 maggio. Fra le novità sostanziali si potranno incontrare i familiari più stretti, riabbracciare genitori, nonni, fratelli, figli e nipoti, ma non i fidanzati. Resisteranno allora i fidanzati al divieto? Se dal 4 maggio parenti e familiari potranno uscire dalle proprie abitazioni per incontrarsi, questa possibilità sarà preclusa ai fidanzati vittime del lockdown. Nel termine congiunti vi è uno dei divieti più discussi nel decreto del Presidente del Consiglio. Salvo deroghe dell'ultima ora per le proteste sui social, potrebbe esserci qualche positiva novità. Perché dunque parenti sia i fidanzati no? Occorre un vincolo di sangue o legale, matrimonio, per essere autorizzati a potersi vedere da vicino. Fin quando tutto questo non sarà sciolto da una circolare non sarà possibile. Stessa cosa per chi volesse andare al mare. In sostanza, chi abita nelle vicinanze di una spiaggia ad una distanza di 250 metri potrà andarci e farsi il bagno. Tutto questo contrasta però con la possibilità di fare una passeggiata in spiaggia possibile ormai dal 4 maggio. Si sta generando, simpaticamente e senza alcuna polemica, un po' di confusione per il fatto, tra l'altro, che alcune regioni si stanno muovendo in modo diverso dalle altre e contestualmente alcuni sindaci hanno emanato apposite ordinanze, l'una diversa dall'altra. Perfino la Santa Chiesa si è lamentata al riguardo per la decisione di tenere chiuse ancora le chiese o peggio ancora la scelta di partecipare a funerali limitata a 15 persone, probabilmente parenti stretti. Rimane pertanto il divieto di assembramento e gli incontri devono avvenire rispettando le distanze. Niente feste private tra amici, parenti, perché i contatti possono mettere a rischio la salute ed aumentare il contagio. Notizia positiva in ultimo riguarda gli spostamenti di anziani oltre i 60. Il Comitato Tecnico Scientifico aveva suggerito di non far uscire da casa le persone dei 60 in su, mentre il governo ha sostenuto il contrario, cioè nessuna limitazione agli spostamenti, anche perché dietro, sostengono, c'è una valutazione economica per cui la loro esclusione avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, servizi, commercio e turismo. Siamo ancora all'inizio di questa incredibile catastrofe che ha sconvolto il mondo, ha creato terrore e preoccupazione e cambierà quasi certamente le nostre coscienze e soprattutto le antiche abitudini, specialmente delle persone del Sud. E alla fine il premier Giuseppe Conte ha fatto perdere la pazienza anche ai vescovi italiani. I presuli si erano fidati sul fatto che dal 4 maggio i cattolici sarebbero potuti tornare in chiesa con le dovute misure di sicurezza necessarie e partecipare alla Santa Messa, ma è stata una bugia. C'è il servizio. Risulta esclusa qualche misura inerente alle messe con popolo. Di grande impatto nel mese d'aprile il non aver celebrato messa e non aver potuto organizzare le celebrazioni per la Domenica delle Palme e per Pasqua. Invece deroghe sono state date per manifestazioni di tipo laico. Ma ritornando alla mancanza di misure specifiche nel settore religioso, questo ha prodotto una nota della Conferenza Episcopale Italiana. Un disaccordo che si evince netto anche perché, come ricorda la nota all'inizio, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al giornale Avvenire pochi giorni fa aveva parlato di nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto. Quindi un'interlocuzione tra governo e CEI con al centro l'esigenza della Chiesa di poter riprendere l'azione pastorale. Sentimento deluso dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che esclude la possibilità di celebrare la messa con il popolo. Però la pubblicazione della nota sembra aver sortito i suoi effetti. Infatti si apprende dalle cronache che la Presidenza del Consiglio ha emanato un comunicato in cui prende atto della posizione dei vescovi e conferma che già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza. Un dialogo tra governo e CEI su cui ritorneremo nei prossimi giorni. Il sindaco di Messina, Cateneo De Luca, chiede misure diverse da regione a regione perché non è giusto applicare le stesse restrizioni in tutta Italia se il 70% dei contagi sono concentrati solo su 3 regioni del nord. C'è il servizio. Dal 4 di maggio una cosa, dal 18 di maggio un'altra cosa, dall'1 di giugno un'altra cosa. Questo primo aspetto.
vi dico francamente cosa avrei fatto io. Avrei dato una data anche agli italiani, parlando chiaramente, dicendo si riapre il 18 di maggio, si riapre l'1 giugno, una data ben precisa, prendendomi la responsabilità e la conseguenza di questo. Secondo aspetto, perché se circa il 70% ancora dei contagi che si vanno registrando sono concentrate solo su 3 regioni del nord, bisogna applicare a tutto il resto dell'Italia le medesime restrizioni. Io questo non lo capisco e guardate, sono solidale con i nostri amici lombardi, veneti, piemontesi, veramente, però non è logico continuare a tenere sotto libertà vigilata con le stesse modalità il territorio italiano. Quindi anche qui registro un grave errore non aver avuto il coraggio di differenziare le misure, considerato che c'è il divieto di continuare a passare da una regione all'altra. Quindi secondo elemento che manca ed è fondamentale, dire una volta per tutte agli italiani: la situazione al nord da questo momento è così, al centro e nel meridione è pomì. Anche qui mancanza di coraggio. Dopodiché noi oggi prepareremo la nostra controproposta, perché non basta solo criticare, sono fermamente d'accordo e la comunicheremo a tutti alle 18:45 nella nostra diretta. Ma comincio ad anticiparvi alcune cose. Bisogna trattare il territorio in modo differenziato per come oggi è il riscontro dei contagi. Prima questione. Seconda questione, bisogna introdurre il concetto ormai in Italia di libertà vigilata, piaccia o non piaccia, ma questo cosa presuppone? Che tutta una serie di attività vanno aperte secondo una nuova modalità alla quale ci dovremo adeguare, e parlo delle chiese, per le quali io sono per aprirle e contingentare, anche prenotarsi per andare in chiesa e partecipare alla Santa Messa, ma consentite però di celebrare le messe. E qui diamo la responsabilità naturalmente alla CEI di stabilire, secondo delle prescrizioni di sicurezza, quali sono le modalità, e quindi ci si prenota per andare a messa. Non è un dramma, ma meglio prenotarsi e poterlo fare che non andarci affatto. Lo stesso per quanto riguarda i cimiteri. Non è possibile che noi continuiamo a lasciare, a tenere chiusi i cimiteri. Anche lì si prenota prima per andare e così si contingentano le entrate. Lo stesso per quanto riguarda le altre attività, ristoranti, parrucchieri, tutto ciò che ancora si tende a tenere chiuso perché si usa il metro, ribadisco, dei nostri fratelli del nord per tutto il resto d'Italia. È sbagliato. Presidente Conte, stai continuando a sbagliare e soprattutto state continuando a non volervi prendere la responsabilità che vi compete, che vi tocca. L'immigrazione non si arresta, 56 persone ieri sera sono arrivate a Porto Empedocle con il traghetto di linea, sono ferme alla tensostruttura della città marinara. Eugenio Cairone. Ieri sera, quasi in contemporanea con il messaggio del Presidente del Consiglio Conte per annunciare, dopo una lunghissima premessa, il decreto che proietta l'Italia alla fase 2, a Porto Empedocle giungeva il traghetto da Lampedusa con a bordo gli immigrati sbarcati nell'isola il giorno prima. Come è noto, si tratta di 56 persone, comprese donne e bambini, provenienti dal Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Tunisia. Altri 56 poveri cristi fatti partire da trafficanti senza scrupoli che continuano a gestire la vita di queste persone spingendole a mare a bordo delle solite carrette fatiscenti.
Dopo i primi controlli, gli immigrati sono stati trasferiti a Porto Empedocle con il traghetto di linea con la prefettura di Agrigento a lavoro per ospitare i 56 immigrati in una struttura aperta d'urgenza in una località dell'Agrigentino, ma non a Villa Sicania, come temuto in un primo momento, tanto che il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, ha subito smentito, anche perché Villa Sicania non è in grado di ospitare altre persone. Un merito va riconosciuto sicuramente alla prefettura di Agrigento, che si è fatta trovare pronta per affrontare la situazione nel migliore dei modi, garantendo una struttura dove far trascorrere la quarantena in sicurezza agli immigrati. Ma c'è una curiosità attorno all'arrivo degli immigrati a Porto Empedocle. Praticamente non c'è stata, a quanto pare, traccia di mascherine e di guanti, con le distanze non proprio in sintonia con quanto disposto dal decreto del governo emesso ieri. La foto diffusa si commenta da sola. Quanto stiamo dicendo lascia spazio all'ironia e alla satira, perché non può essere accettato che si concede finalmente la possibilità di far visita ai parenti, purché rigorosamente con le mascherine, e poi prestare poca attenzione ai rischi, come nel nostro caso. Il sociologo Francesco Pira interviene su ciò che fa più paura agli italiani: la morte, l'incertezza economica e la convivenza H24 forzata. Vediamo. Vogliamo il suo parere, come si vive questo momento di Covid-19 per la città, per le famiglie e per la nostra terra? Credo che sia un momento difficilissimo, perché siamo passati dalla paura fortissima di contrarre il virus, che ancora rimane parzialmente, alla paura di un domani che non sapremo gestire dal punto di vista economico. Se a questo aggiungiamo che proprio nella nostra zona, che non dimentichiamoci, i dati ci dicono è la provincia più povera d'Italia, si viveva tantissimo di turismo e soprattutto di enogastronomia, due settori che sono in crisi totale. In tutta la Sicilia si parla per il mese di aprile e per il mese di maggio di disdette al 100%, quindi credo che questo cambierà il nostro modo di vivere. A questo dobbiamo aggiungere la nostra quotidianità, il fatto che siamo costretti a vivere chiusi in casa davanti a uno schermo, e questo vale per tutta la famiglia, una coabitazione forzata, quindi un nervosismo, uno stress che si aggiunge. È un'esperienza che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare, ed è un'esperienza da cui non sappiamo come ne usciremo quando finalmente usciremo da questo tunnel, perché il fatto che riprenderemo pian piano la nostra vita fuori da casa non significa che riprenderemo la nostra vita normale. Ecco, si vive un momento di paura nelle persone. Sì, anche i dati statistici, molte ricerche anche di tipo sociologico che sono state fatte sull'impatto di Covid sulla società confermano proprio questo. La nostra è una società che già prima del virus aveva paura, perché era una società che aveva paura dei migranti, era una società che aveva paura del diverso, era una società che aveva paura di un'economia che era comunque un'economia fragile. Oggi ha una nuova paura che è determinata da un virus killer che non conosciamo e che non riusciamo a combattere se non con delle forme di piccola prevenzione, il distanziamento, la mascherina, i guanti, che sono delle cose che non risolvono il problema. Quindi diciamo che quello che è mancato in questo momento è stata una risposta fortissima della scienza, che non è riuscita a dare, nonostante le tante risorse che sono state impegnate, un vaccino per riuscire ad annullare questo Covid. La coabitazione forzata in questi momenti sta creando anche delle problematiche tra le persone all'interno della famiglia. Ma se noi dovessimo giudicare da come sono andate le cose in Cina, pensiamo a quello che è successo proprio nella città di Wuhan, dove è scoppiato il focolaio più importante, da quando la vita è ripresa, tantissime persone hanno deciso di recarsi allo sportello per fare
la pratica di separazione. Quindi evidentemente la coabitazione forzata ha riacceso all'interno delle famiglie delle fiammelle che potevano essere spente. Il consiglio che danno gli esperti in questo momento è di evitare, anche per evitare episodi di violenza domestica, di violenza sulle donne, di evitare qualunque tipo di scontro e di rimandare tutto a quando la vita avrà un minimo di normalità. E ad essere sotto pressione sono anche gli artisti, lo sfogo del cantautore siciliano Mario Incudine. Guardate. Si è appena intercettato un timido intervento del ministro Franceschini. Io attendo con ansia qualcosa in più, un suo post, un suo tweet, una sua apparizione mariana, un suo messaggio in bottiglia, un suo piccione viaggiatore. Che fine faranno gli artisti? Lo sfogo di Mario Incudine. In questi giorni di fermo forzato noi artisti siamo in prima linea, siamo sempre presenti per il nostro pubblico, per i nostri amici, per i nostri spettatori. Siamo presenti dalle nostre case, dai nostri studi, siamo presenti con i nostri telefoni, con questo schermo che ci avvicina a voi. Ma che fine faranno gli artisti? Qual è la sorte dell'arte in questo momento? Servono delle risposte per tutto il settore, non solo per noi artisti che andiamo sul palcoscenico, ma per tutta quella filiera produttiva, dai tecnici alle agenzie manageriali, ai service, agli addetti ai lavori. Questa filiera non può essere abbandonata, quindi quello che in questo momento serve è una prospettiva, sapere di che morte dobbiamo morire, se dobbiamo morire, o in che modo dobbiamo riuscire a vivere. Serve capire qual è la procentualità, perché altrimenti si brancola nel buio e anche questo modo nuovo di fare intrattenimento prima o poi stancherà noi, ma stancherà anche voi. Dobbiamo tornare nei luoghi deputati, tornare sul palcoscenico, nelle piazze, trovando tutti i modi possibili affinché le misure di distanziamento sociale, le misure di contenimento del virus siano sempre rispettate, ma così come apriranno tutte le altre attività, in qualche modo dovremmo ritornare anche noi nel nostro posto di lavoro. Per questo stiamo facendo una cordata, artisti, agenzie, operatori culturali, affinché il ministro Franceschini possa darci delle linee guida che possiamo seguire, o quantomeno creare dal basso una rete di idee che possano aiutare noi e lui e chiunque si occuperà della ripartenza a trovare le soluzioni migliori per ritornare a fare spettacolo dal vivo insieme. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento si è reso conto che le stampanti della scuola sono in grado di creare dispositivi emergenziali per ospedali ed enti impegnati in prima linea nella lotta del coronavirus. Arturo Cantella. Nei giorni dell'emergenza del coronavirus che ha messo in ginocchio la nostra terra, una storia di buone pratiche giunge dal Liceo Scientifico e Umane Politi di Agrigento, che tra le sue strumentazioni didattiche possiede un laboratorio di stampa 3D con 3 stampanti a filamento di plastica e una stampante a resina. Da alcuni servizi televisivi trasmessi sui canali nazionali si è appreso che le stampanti 3D sono in grado di creare dispositivi emergenziali per ospedali ed enti impegnati in prima linea nella lotta al Covid. Da qui l'idea del professor Michelangelo Macaluso di reperire informazioni su come contribuire a questa emergenza e alla successiva collaborazione con airfactories.org, che si occupa di mettere in rete i possessori di stampanti 3D e di raccogliere le richieste di aiuto degli ospedali e degli operatori sanitari. In questa consapevolezza che ciascuno può fare la propria parte e sfruttando le competenze che possiede la moderna tecnologia, insieme ad Air Factory, il Liceo Politi si è occupato della stampa dei connettori a Y, indispensabili per connettere 2 malati allo stesso ventilatore polmonare, richiesti dall'Università di Messina, 600 pezzi di cui 60 stampati da noi, e visiere per l'ospedale di Sciacca, 60 pezzi di cui 20 stampati da noi. In un momento di emergenza come questo, commenta il dirigente scolastico Santa Ferrandelli, ci sentiamo di dovere e voler dare anche noi il contributo concreto supportando queste iniziative di solidarietà raccolte in rete e con l'unione e il sostegno
a chi è tutti i giorni in prima linea nella lotta a questa pandemia che vinceremo insieme a questa battaglia. Un ringraziamento doveroso va alla compianta dirigente scolastica Teresa Maria Buscemi, che ha creduto in questa tecnologia e ha approvato la realizzazione del laboratorio di stampa 3D, ai professori Michelangelo Macaruso e Nicolò Ciraulo e al DSGA Maria Plano, che ne hanno favorito l'utilizzazione in questa circostanza di emergenza nazionale. E questo momento di difficoltà economico-sociale è segnato anche da piccoli ma grandi gesti di solidarietà. Guardate. Un gesto che aiuta gente che è in grosse difficoltà sia economiche, gente naturalmente che ha bisogno effettivo, non è che sia chissà che cosa, però è un piccolo aiuto che naturalmente ha un grande significato. La povera gente che aiuta altra gente. Ci è stato suggerito che il sindaco si è impegnato nel coinvolgere tutta la marineria e naturalmente anche il comandante del nostro ufficio locale marittimo. Ci hanno spinto verso questo grande gesto. Hanno aderito il maggior numero di persone. Qualcuno è venuto in ritardo, non ha importanza, però tutti hanno partecipato a questo gesto di beneficenza. Una parte del pescato è stato donato. Siamo una categoria ormai in estinzione, sia pesce e pescatori proprio una specie in estinzione, anche perché non siamo neanche calcolati da nessuno. Il mio invito e anche degli altri pescatori è quello di dire alla gente, al popolo di poter scendere alla marina, perché effettivamente noi abbiamo bisogno di gente per vendere il nostro pescato. In questo periodo si può vendere anche a minor prezzo, poca gente che scende in marina. Con l'autocertificazione si può scendere in marina a comprare il pesce, dopodiché con le dovute modalità, mascherina o guante, e si compra il pesce fresco, il pesce nostro, locale. Aiutiamo naturalmente l'economia locale a andare avanti. Forse più di 100 kg l'ultima volta che abbiamo fatto donazione. È stato portato a San Giuseppe, alla chiesa di San Giuseppe di Castellammare del Golfo, che naturalmente poi loro hanno pensato a distribuirlo a chi ha fatto richiesta, a chi ne ha bisogno. Pesce azzurro, un po' di seppia, un po' di spallette, sono dei saraghi italiani, e un po' di tutto un po' di misto. Se ci dicono praticamente di donare ancora, noi siamo qui a disposizione, natura permettendo, mare permettendo, noi siamo disponibili di tenere in considerazione questa categoria che ha negli ultimi anni attraversato difficoltà enormi, perché noi effettivamente in 365 giorni in un anno non lavoriamo più. Noi con i nuovi fenomeni meteorologici che ci sono praticamente non lavoriamo più di 120 giorni l'anno. Grosse difficoltà, soprattutto perché noi facciamo pesca artigianale, non siamo una pesca d'altura. Noi abbiamo grossissime difficoltà, eppure nonostante le difficoltà doniamo quello che possiamo. Quel grande sentimento che è la donazione, la carità, è una ricchezza per noi stessi e che gratifica molto chi dona, poi il resto non conta. I carabinieri di Favara scoprono che il sottotetto di una insospettabile palazzina del centro conteneva una vera e propria coltivazione di marijuana composta da 33 piante. Arturo Cantella. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un 55enne favarese già noto alle forze dell'ordine, in quanto durante una perquisizione in casa i militari hanno scoperto una vera e propria coltivazione di marijuana composta da ben 33 piante, dalle quali ricavare stupefacente pronto per la vendita al dettaglio, una vera e propria greenhouse nel sottotetto di una insospettabile palazzina in centro città. A Favara i carabinieri di pattuglia nel centro paese hanno infatti notato dei movimenti sospetti vicino a un portone. Una volta chiamati i rinforzi, i militari hanno deciso di approfondire. Quindi hanno fatto irruzione nell'appartamento di uno di 55 anni, favarese, dal quale i militari avevano intuito provenisse il viavai di persone. Hanno così cominciato a sentire un odore sospetto, seguendo le forti tracce di Maria. Non è stato difficile per i carabinieri indirizzarsi verso la mansarda della palazzina in uso all'uomo. I militari, giunti così all'ultimo piano, si sono trovati davanti a una scena incredibile. Quella che era in soffitta sembrava essersi trasformata in una vera e propria serra condominiale. Al posto di gerani e rose, però, il 55enne aveva pensato bene di piantare non una, ma ben 33 piante di marijuana, alte 2 metri.
La preziosa silvicoltura ovviamente era dotata di un ingegnoso impianto di illuminazione e di irrigazione per la coltivazione indoor. In più tutto l'occorrente per la manutenzione di una coltivazione casalinga. Le piante già di abbondante infiorescenza erano pronte per l'essiccazione e quindi per il successivo confezionamento di erba. Questa greenhouse proibita avrebbe fruttato sicuramente diversi chili di cannabis da immettere sul mercato dello spaccio favarese e non solo, avrebbe portato nelle tasche del pusher dal pollice verde oltre 10.000 euro. Le piante sono state così sequestrate e verranno presto utilizzate per accertare la quantità di principio attivo ed essere poi distrutte. Il 55enne di Favara invece è stato arrestato con l'accusa di produzione di stupefacenti ai fini di spaccio e dovrà ora risponderne davanti ai giudici di Agrigento. La famiglia di Loredana Guida, in occasione del suo 45esimo compleanno, ha istituito un fondo di beneficenza in sua memoria con l'obiettivo di finanziare iniziative benefiche per i bimbi del sud del mondo. La giornalista faceva viaggi umanitari in Africa, uno di questi a gennaio, però le è stato fatale. Infatti la donna ha contratto la malaria e poche settimane dopo è deceduta. Abbiamo messo una pietra tombale e io il 27 marzo ho chiuso questo percorso che, come ho dichiarato in Consiglio Comunale, è iniziato male e finito peggio, naturalmente per chi aveva iniziato questo percorso, un progetto che, come abbiamo sempre sostenuto anche quando eravamo opposizione alla precedente amministrazione, sarebbe stato, così come proposto, un obbrobrio per San Vito Lo Capo, avrebbe rappresentato un danno per l'economia, credo, di San Vito Lo Capo, un danno all'ecosistema ambientale, un danno all'urbanistica del territorio, un danno a quelle che sono le caratteristiche antropologiche, urbanistiche di San Vito Lo Capo. E negli anni, grazie al lavoro intenso, al sacrificio di tanti miei concittadini e delle amministrazioni tutte, che chi più chi meno con difetti o pregi hanno contribuito a far diventare oggi uno dei poli turistici più importanti della Sicilia. È bello San Vito Lo Capo che rimanga questa perla all'interno di quello scrigno naturale. Perfetto, San Vito Lo Capo ha avuto negli anni, negli ultimi 40 anni, uno sviluppo turistico graduale, negli ultimi anni anche molto, molto intenso, ma il grande successo di San Vito Lo Capo è stato quello di impedire la cementificazione, di impedire la nascita di megastrutture o di macrostrutture turistiche, ma quello di riqualificare l'esistente, di rivalorizzare l'esistente, mantenendo quella tipologia e quella caratteristica tipica di un borgo marinaro. È una ricchezza distribuita e favorisce la crescita economica di tanti e non di pochi. Sono stato anche attaccato, accusato di chissà quale diavoleria, perché la conferenza dei servizi che io dovevo obbligatoriamente programmare e convocare, l'ho fatto il 14 di agosto, è stata richiesta una sospensione della stessa Marina Bay perché ha capito che avrebbe avuto il no secco di questo sindaco, di questa amministrazione, un no secco che deriva anche dalla precedente Consiglio Comunale, dalle associazioni di categoria locali, dalle associazioni ambientaliste sanvitesi e non solo. Hanno capito che dovevano rimodularlo. Io ho dato loro anche questa opportunità. Loro mi hanno chiesto di ripresentare un nuovo master plan e per questo una sospensione della conferenza servizi. Io ho dato questa opportunità. Un intervento di questa natura deve ricevere eventualmente un consenso largo e generalizzato sulla base degli aspetti urbanistici, scientifici ed economici. Questo master plan non è mai arrivato. A un certo punto, il 27 marzo, mi sono determinato e ho dichiarato chiusi i lavori di quella conferenza dei servizi. Abbiamo riottenuto dall'assessorato del territorio e ambiente la variante al piano regolatore generale che era stata presentata da chi mi ha preceduto, una variante che avrebbe comportato un aumento eccessivo di cubatura non per garantire servizi e infrastrutture, ma semplicemente per costruire nuovi immobili. È intendimento di rivedere
questi quantitativi di cubatura, perché noi vogliamo rispettare quelle che sono le indicazioni che provengono dal governo nazionale, che a sua volta ha delle direttive dell'Europa e anche della stessa regione siciliana, che nel giugno dell'anno scorso hanno stabilito delle direttive, ridurre il più possibile l'utilizzo del suolo. Già ho incaricato il progettista, che ancora doveva completare il suo lavoro, perché possa il territorio di San Vito Lo Capo mantenere queste caratteristiche. Noi siamo perché il territorio possa continuare ad avere sviluppo, ma in infrastrutture e in servizi. L'economia dell'immobile non è un'economia turistica importante. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto.